Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Stanno per partire i cavalli partecipanti alla prima corsa, un confronto per 3 anni di discreto livello. All'1 Grace F Manuel Pistone, 2 Galassia Bug Carmine Piscuoglio, 3 Gaston Edoardo Baldi, 4 Geronimo Trio Maurizio Cheli, 6 Gubbio Lorenzo Baldi in seconda fila, 7 Gunther GSO Giorgio Cassani, 8 Grace Kelly Matley VP dell'Annunziata. Sono partiti con l'errore di Galassia Bug, Gastone veloce, sbaglia Gubbio in partenza e così al comando si ritrova Gaston nei confronti numero di Geronimo 6, Trio Gubbio, che va a chiedere strada. Numero Tende a 2 passare. Galassia Bag squalificato. Vantaggio Geronimo Trio nei confronti di Gaston, la terza posizione per Grace F, la quarta per Gunther GSO, alla retroguardia Grace Kelly Matley. 15,3 per i primi 200 metri di corsa, che ha perso il suo favorito in avvio con la rottura da parte di Gubbio in addirittura. 400 metri iniziali da parte di Geronimo Trio in 31,8, seconda posizione per Gaston, la terza per Grace F, la quarta per Gunther GSO, mentre muove dall'ultima posizione Grace Kelly Matley che prova a risalire il gruppo che prosegue compatto ad andatura molto blanda, 49,1 addirittura i primi 600 metri di corsa. Geronimo Trio in vantaggio nei confronti di Grace Kelly Matley che arriva al suo esterno, poi Gaston in seconda posizione in corda, va a fare la seconda pariglia Gunther GSO, chiudendo in coda Grace F. 1,5 per i primi 800 metri di nulla, con il leader che ora inizia ad accelerare in progressione, Grace Kelly Matley all'esterno, in corda rimane Gaston, poi Grace F con accanto Gunther GSO, chilometro in 1,21,1, di tutto comodo per Geronimo Trio, che allunga e si distende sulla retta opposta alle tribune. Nella sua scia c'è Gaston, la retta di là passata in 14,9, 1,36 tre quarti di miglio, Geronimo Trio in chiara evidenza. Prova a venire via Gunther GSO dall'ultima posizione, Gaston che fila il leader all'ingresso della dirittura d'arrivo, Geronimo Trio in vantaggio, Gaston che sposta con decisione di dentro Grace F a largo di tutti Gunther GSO, attacca Gaston, prova la difesa Geronimo Trio che riparte, si difende dall'avversario nel finale, Geronimo Trio si difende da Gaston al terzo posto Grace F. 29,8 ad arrivare, 1,18,4, tutto semplice per Geronimo Trio, una volta presa la testa, controlla e vince in maniera agevole nei confronti di Gaston che sulla chiusa veloce si avvicina un po', ma si deve accontentare del secondo. Al terzo Grace F, tutto il treno alla corda, 4-3-1 in numeri l'arrivo della prima dall'Arcoveggio. Geronimo Trio con Maurizio Cheli per il team della Scuderia Trio, la vittoria di questo figlio di Man of Many Mission e Zante Trio, lo rivediamo nelle immagini, una mezza lunghezza a separare i primi due, Geronimo Trio da Gaston al terzo Grace F.